I giovani diminuiscono progressivamente in Veneto. Negli ultimi 30 anni la riduzione è stata del 20,6%, percentuale destinata ad aumentare nei prossimi 10 anni. Sono dati di uno studio della Fondazione Corazzin della CISL Veneto che pongono una riflessione sulle politiche territoriali del lavoro per i giovani. L'impennata di contratti registrata durante il periodo Covid si è infatti raffreddata. Ma emerge soprattutto una continuità dal punto di vista del basso numero di contratti di lavoro stabili stipulati con i giovani. Siamo fermi da 10 anni a circa un quarto dei contratti di lavoro stipulati con i giovani che hanno caratteristiche di stabilità, che per noi vuol dire contratti a tempo indeterminato, che sono e restano circa il 10%, e contratti di apprendistato, che sono circa il 13-14%. Quindi la stragrande maggioranza dei contratti stipulati con i giovani sono contratti flessibili, tempo determinato oppure contratti di somministrazione. Dall'analisi di Fondazione Corazzin, condotta a partire dai dati di Veneto Lavoro dal primo al terzo trimestre 2023, a livello provinciale, in ordine decrescente per numero di nuove assunzioni di giovani under 30, risultano in testa Venezia, poi Verona e Treviso, seguite da Padova, Vicenza, Belluno e Rovigo, fanalino di coda, nonostante la riforma dello strumento dell'apprendistato che la CISL rilancia. Noi riteniamo che sia necessario rilanciare una politica regionale di sostegno della buona occupazione giovanile. C'è un grande bisogno di rilanciare l'apprendistato, ma soprattutto riteniamo che sia importante calare queste politiche nelle specificità territoriali. Riteniamo da questo punto di vista che sarà importante l'approvazione a livello regionale della nuova normativa su ambiti territoriali sociali, che potranno diventare luoghi di governance anche delle diverse dinamiche presenti nel mercato del lavoro giovanile.